Beh, Treviso è una città che può essere raccontata in tantissime maniere diverse perché ha una storia che è veramente millenaria. E quello che abbiamo cercato di fare stasera è di fare capire quanto la presenza dei due fiumi che caratterizzano questo centro storico, che sono il Sile, che è il più lungo fiume di risorgiva di tutta Europa, e il Botteniga, abbiano influenzato quello che è stata proprio la presenza umana e lo sviluppo della civiltà in questo territorio da almeno l'epoca del bronzo, per cui diciamo XV-XIII secolo a.C. fino ai nostri giorni, e dove si vede che questa acqua ha difeso, è stata vitale nel vero senso della parola per le popolazioni, che però hanno sempre cercato nelle epoche più antiche di andare ad abitare in quelle che erano le zone leggermente più alte per evitare le esondazioni, perché come tutte le cose ci sono i lati positivi e i lati negativi. Abbiamo avuto uno storico di epoca longobarda che nel VI secolo parla di un'esondazione che ha alzato il livello di calpestio di metri a Treviso, per cui anche la reggimentazione delle acque è sempre stata un'occupazione prevalente per tutti quelli che hanno abitato in questo territorio, che siano stati appunto i popoli paleoveneti, veneti, i romani, i franchi, i longobardi, fino ad arrivare all'alto e al basso medioevo, ma soprattutto all'epoca veneziana, che ha proprio caratterizzato questi due fiumi in maniera diversa, dandogli una funzione differente. Il Sile possiamo considerarlo proprio come la via di comunicazione che collegava questo territorio con Venezia, e è stato il mezzo di trasporto di merci, di conoscenze, di persone che si sono mosse sul nostro territorio, ma è stato anche uno strumento di difesa quando nel 1500 Venezia si è trovata in pericolo con la Lega di Cambrai che si era accanita contro il nostro territorio. Treviso insieme a Padova è stata cinta da mura realizzate dallo straordinario Fra Giocondo, che capendo che ormai con l'uso della polvere da sparo qualsiasi struttura muraria non sarebbe stata sufficiente, ha deciso di difendere la città proprio con l'acqua, creando tutta una serie di chiuse, di saracinesche, che in caso di necessità potevano allagare la zona circostante e impedire ai cannoni di arrivare fino a sotto le mura. Però poi c'è il Botteniga, e il Botteniga, grazie alla sua corrente, muoveva 84 ruote, c'era il consorzio delle 80 ruote, ma erano in realtà 84 che nel Medioevo hanno lavorato a Treviso. Treviso è stata in qualche maniera la lavanderia di Venezia, nel senso che Venezia non aveva abbastanza acqua dolce per soddisfare le necessità di una città che nel 1500 contava il triplo degli abitanti di Roma, per cui i panni sporchi dei veneziani venivano trasportati a Treviso e lavati lì. Treviso ha visto la nascita delle prime grandi fabbriche, possiamo chiamarle così, per la produzione della ceramica, della porcellana, come per esempio la Rossi Ruberti o la Fontebasso, che ha lavorato vicino al Ponte di San Francesco. Cioè si vede proprio, camminando per le vie di Treviso, ma soprattutto seguendo i suoi corsi d'acqua, quanto questa città nel corso di tutta la sua storia deve la sua ricchezza e anche la sua cultura. Non ricordiamo che Dante ha definito questa città il luogo dove il Sile e il Cagnan si accompagna, per cui è proprio l'acqua l'elemento fondamentale di tanta storia.